autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Va ora in onda Liberamente. Variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi e quanta gente ci sta. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, errare è umano, perseverare è diabolico. Lo diciamo con tutto il rispetto dell'approfondito, dettagliato, altolocato curriculum istituzionale al ministro degli esteri Antonio Tajani. Perché glielo diciamo? Perché a margine della sua presenza all'inaugurazione dell'anno accademico del Politecnico di Torino, parlando espressamente del dossier Ucraina, quindi non come teoria generale, che già a nostro giudizio sarebbe stato discutibile, insomma, ma riferendosi proprio al dramma della guerra in Europa, ha detto: a mio giudizio ci vorrebbe più Europa, virgolettato, che da solo starebbe benissimo in bocca a qualche alto dirigente del PD, diciamo. Poi ha fatto anche altri ragionamenti, ovviamente, Tajani, su altri temi di altro tipo, ma in questo caso davvero perseverare è diabolico, perché cos'è l'Europa? Riferita anzitutto al dossier della guerra in Ucraina. L'Europa è quella che per anni ha fatto retorica pseudo-umanitaria sui diritti e la libertà del popolo ucraino a spese del contribuente americano. Ha sostenuto negli incontri, nei convegni, nei dibattiti l'Ucraina, mentre l'America e in misura minore il Regno Unito lo sostenevano concretamente, condividendo i dati di intelligence, mandando armi moderne performanti, probabilmente mandando istruttori, squadre speciali sul terreno, mettendo a disposizione il sistema satellitare del vituperato Elon Musk. Ecco, mentre l'anglosfera faceva tutto questo, l'Europa continentale, elogiata da Tajani, per cui se ne vorrebbe ancora di più di quell'ottica, diciamo, di quel tipo, faceva retorica. Quell'Europa è la stessa che ha creato anche le precondizioni di fondo perché si incendiasse la guerra, con 2 decenni di clamoroso abbaglio geopolitico, la famosa geopolitica del tubo, per cui do le chiavi energetiche dell'Europa a Vladimir Putin. Questa è stata una scelta della classe dirigente europea, mentre continuo a farmi difendere dall'ombrello americano e posso dedicarmi al welfare, alla burocrazia e ai convegni, sperando che questa cosa possa trascinarsi all'infinito. No, non si poteva trascinare all'infinito. Peraltro l'Europa non ha neanche escogitato alternative poi credibili a questa dipendenza energetica, anzi ha escogitato astruserie ideologiche come il Green Deal, rispetto a cui quella commissione, che purtroppo anche Tajani e gli amici di Forza Italia sostengono, vuole andare avanti, vuole addirittura accelerare. Quindi no, non ci vuole più Europa. Ce ne vuole meno, probabilmente. Ci vuole meno retorica, meno burocrazia, meno principi antisonanti non sostenuti da nessuna cogenza operativa o tantomeno militare, per evitare di fare figure come quelle che i leader europei hanno fatto al controvertice allestito da Macron, dove non è uscita uno straccio di proposta alternativa credibile al negoziato imbastito da Trump, una sorta di intento comune, anzi sono emerse divisioni che d'altronde erano lì da vedere, nessuna credibilità neanche militare comune, tant'è che Francia e Regno Unito stanno pensando per conto loro di inviare soldati, scelta criticabile o meno, ma diciamo quantomeno coerente con la loro logica e che prendono gli stati nazione. La cosiddetta Europa non riesce a prendere nessuna scelta univoca su questo dossier, ma perché non è univoca.
a storie, interessi, priorità geopolitiche differenti, compatibili ovviamente perché c'è una storia comune del continente, ma no, non ci vuole più Europa, nemmeno se lo dice il ministro degli esteri. Grazie a tutti e a domattina. Tra un manifesto e lo specchio